Un collegamento tra due strade provinciali, la 64 e la 67, nel comune di Casale sul Sile, dove già esistono 20 km di piste ciclabili, che costituisce un'altra opera complementare al passante di Mestre, prima in provincia di Treviso, della cui gestione e manutenzione si occuperà d'ora in poi proprio l'amministrazione provinciale della Marca. Un altro piccolo grande passo nella definizione di una migliore mobilità del territorio, che prevede altre imminenti opere e che significa migliore vivibilità. Importanti altre opere che, ricordo, sono necessarie ed impellenti in questo momento, in quanto oltre a sviluppare il percorso della mobilità senza passare ai centri storici, in questo momento è determinante per le nostre imprese di edilizia, che hanno una grave danno per la crisi e hanno bisogno di lavorare. Finanziamenti immediati, finanziamenti per le opere pubbliche, che, ricordo, poi queste strade passano direttamente alla provincia. Questa è una strada provinciale. Le opere complementari servono per far sì che il passante di Mestre sia utile anche al territorio, quindi per trovare tutte quelle vie che adducono al passante di Mestre, scaricando i nostri centri, in questo caso Casale, in altri casi Quarto d'Altino e via di questo passo, dal traffico di attraversamento. Ingegner Vernizzi, un'altra opera importante quando si guarda già al futuro con il Terraglio Est. Certamente, perché proprio da quest'opera in fondo qui stiamo realizzando in questo momento la rotatoria di innesto per il Terraglio Est, quindi il Terraglio Est partirà da qua, l'appalto del rimanente Terraglio Est, diciamo fino ad Osson, partirà proprio con l'inizio dell'anno 2014, quindi è un'opera anche questa importante. Abbiamo sistemato 5 km e mezzo di strada, adeguando alle norme, alla normativa CNR, con una spesa di 9 milioni e mezzo, ha risolto un problema, penso, per Casale sul Sile. Col Terraglio Est penso risolveremo un ulteriore problema rapidamente. Noi in questi anni abbiamo realizzato una grande opera, il passante di Mestre, ne stiamo realizzando un'altra che è la Pedemontana Veneta, ma dal 2002 ad oggi Veneto Strade ha realizzato qualcosa come 1 miliardo di euro di piccoli interventi di 3, 4, 5 chilometri, che però sono andati a risolvere dei problemi di vivibilità dei paesi, perché ovviamente i nostri paesi sono attraversati da traffico pesante, eccetera. Queste opere servono per portare il traffico pesante fuori dal centro del paese.